Cari amici, buongiorno e ben ritrovati. Oggi è martedì 28 aprile 2026. Continua ad infiammarsi la polemica sulla scelta di alcuni partiti di candidare dei soggetti, diciamo così, ritenuti estranei o poco affini all'identità, alla cultura e alle tradizioni del Comune di Venezia. Io sono perfettamente d'accordo con tutto ciò, ma questa però è solo la punta di un iceberg. Infatti io vi invito ad andare ad esaminare con grande attenzione le liste di tutti i partiti del regime italiano e confrontatele un po' con quella di prima il Veneto. Allora, se non avete la memoria del pesce rosso, spero proprio di no, vi ricorderete che anche altri partiti del regime italiano volevano giocarsi la carta della candidatura di soggetti di chiara origine extracomunitaria. È una manovra strumentale, il tutto serviva a fare incetta di voti all'interno di quelle comunità, illudendole poi anche di avere dei rappresentanti all'interno del Consiglio Comunale. Poi non so se vi ricordate, questi sono stati frettolosamente scaricati da qualcuno. Chi era? Non ricordo. Vedete la memoria del pesce rosso? La cosa buffa è che quelle candidature provenivano da quei partiti centralisti del regime italiano che fingevano di difendere l'identità italiana e magari proprio a discapito dell'identità veneta. Robe da pazzi. In alcune liste troverete dei personaggi che per i pasticci che ha combinà in giro pel mondo doveria nascondersi, no? Mettersi sul palco col microfono in mano. Chi sono costoro? Mi dispiace, tocca a voi studiare e indagare a fondo. Praticamente vi sto dando i compiti per casa, eh sì, perché il 24 e 25 maggio prossimi dovrete sostenere un esame molto importante, una sorta di prova di cittadinanza. Io sono Francesco Vianello, di professione docente di materie tecnico-scientifiche e insegnante di sostegno per gli alunni con disabilità. Sono candidato consigliere comunale nella lista di Prima il Veneto, con l'intenzione di difendere l'identità veneta. Ciao, continuate a seguirmi.